Buon pomeriggio su Rebelot. Allora, ci siete? Padani, ci siete? Guarda che oggi essere padano è diventato un lusso, visto che siamo sulla giusta strada. Tutto ciò che stiamo dicendo si sta verificando, oltre che essere razzisti. Siamo padani, i padani che vedono lontano. Ebbene sì, il nostro ospite Tony Vobi oggi pomeriggio qui a Rebelotto si è prestato a fare anche questa introduzione. Infatti quindi... mi sono incantato, non so più come andare avanti. Comunque. No, ci vuole ben altro per incantarti. Lasciamo andare la sigla, diciamo le sole due cose sicure di oggi, che sono: oggi è il 4 dicembre e sono le 16:37. Esatto. Questa è l'unica cosa che possiamo dire con certezza. Esatto. 4 dicembre nasce gente come Kandinsky, il poeta Rilke e il dittatore Francisco Franco. Quindi se compite gli anni oggi fateci sapere al 346 64 277 56 se vi sentite più pittori, poeti o dittatori. Siate autocritici come al solito. 346 64 277 56. Auguri comunque da parte nostro, auguri di buon compleanno a tutti coloro che compiono gli anni oggi. Anche se siete di una quarta categoria che non abbiamo detto. Non importa. Allora, incominciamo, approfittiamo subito di Tony Vobi qui con noi e quindi, come è nostro costume, spalanchiamo le linee ai vostri interventi, alle vostre domande. Tony Vobi, responsabile federale immigrazione della Lega Nord, immigrazione e sicurezza, quindi un tema veramente centrale anche in questo momento, non solo nella Lega ma proprio nell'agenda politica italiana. 02 66 20 35 29 le vostre telefonate in diretta qui con Tony Vobi. Io incomincio con la mia prima domanda, che è una domanda aperta. Insomma, il 18 ottobre alla manifestazione di Milano si è dato un segnale di piazza importantissimo e possiamo segnare da quel giorno l'inizio del tuo mandato all'interno del movimento della Lega Nord come responsabile immigrazione. Dopo, dal 19 ottobre a oggi, che cosa state combinando? Infatti stiamo lavorando veramente, l'hai detto poc'anzi fa, che è un tema molto incisiva e nel momento molto sbagliato, nel senso che quando assistiamo a un governo che incentiva in modo illecito l'immigrazione clandestina, non l'immigrazione regolare, ma clandestina, a discapito del suo popolo, diventa abbastanza scottante e non degno di un paese civile. Infatti, dopo il giorno dopo della mia nomina, abbiamo veramente ho cercato di capire un po' l'entità di questo problema, che è molto profonda. Abbiamo costituito anche il primo gruppo di lavoro politico, di cui sono molto fiero, gente preparatissima, due parlamentari, anzi un parlamentare, un senatore, assessore bordanali, regionali della Lombardia, una funzionaria della Lega Nord e un mio carissimo amico, il mio personal assistant, che veramente stiamo lavorando. Stiamo adesso stilando un documento molto importante, un documento che identifica la linea guida della Lega sull'immigrazione, visto che oggi ormai tutti ci danno da razzisti di qua e di là. Cominciamo a stilare questo documento. Chi vuol capire il nostro pensiero, la nostra linea guida sull'immigrazione, lo troverà a breve. E in più stiamo anche riscrivendo quella famosa legge Bossi-Fini. Stiamo approntando in questo momento una nuova legge sull'immigrazione e vediamo un po' che se qualcuno dei parlamentari dell'opposizione, perché chi è contro la Lega è in opposizione, ha il coraggio di votare contro. Quindi il lavoro a tutto andare. E in più abbiamo aperto anche un'altra fronte molto importante. Stiamo sbarcando verso l'Africa. A breve avremo una bella conferenza stampa con un paese africano che non vorrei proprio in questo momento rivelare il nome e quanto altro. Quindi stiamo collaborando con i paesi africani, stiamo cercando di
mettere punto sulle isole immigrazione clandestina, che è un reato globale. Ecco, quali sono i punti proprio, i pilastri su cui si muove la politica della Lega sull'immigrazione? Quali sono quelle cose, quei pilastri che determinano quando l'immigrazione è clandestina e quando invece l'immigrazione può essere una risorsa, secondo Tony? Vedi, i fatti sono questi. Quando si parla dell'immigrazione bisogna stare molto attenti, perché è un tema molto importante, perché l'immigrazione, in quanto l'immigrazione fa parte della DNA dell'uomo. Non esisterebbe il mondo senza l'immigrazione, perché l'uomo è in continuo spostamento. Non esisterebbe neanche il commercio senza l'immigrazione. Anzi, se vogliamo essere nel tema, vediamo, non esisterebbe neanche Expo senza l'immigrazione. Allora, in questo contesto, immigrazione regolata, no? Che ben venga, può essere visto come una potenziale risorsa per il paese ospitante. Diventa odioso quando diventa incontrollato, rischioso, odioso, anche pericoloso. Quindi l'immigrazione clandestina è un reato e da tale deve essere trattata. Allora, abbiamo alcune telefonate, le prendiamo subito in diretta, cominciamo subito con la prima. Pronto? Pronto, Marco Pinti? Sì, sono io. No, sono un tuo fans. Addirittura, c'è qui Tony Vobbi. Vuoi fare una domanda in diretta? Lo so, finalmente riesco a parlare con lui, perché nei mesi scorsi non sono mai riuscito a prendere la linea. Siccome ci conosciamo anche di persona, sono orgoglioso di conoscere Tony Vobbi di persona, perché è una persona veramente per bene. Ciao Tony, sono Francesco di Arona. Allora, ciao. Ecco, adesso ti sento. Ciao. Volevo dirti, tieniti pronto, perché il prossimo giro delle elezioni, te sei al ministero, tieniti pronto, che tu sarai il vero ministro dell'integrazione. Perché tu sei la persona giusta. No, perché io ti conosco, dici sempre delle cose che sono le cose giuste, e poi dette specialmente da te, e proprio tu sei proprio la persona giusta che andrà a ricoprire quell'incarico lì. Io ti faccio questo mio augurio personale, però mi sa che il prossimo giro ci sei di mezzo che te, finalmente ci saranno le persone giuste nel posto giusto. Come premier è inutile dirlo che avremo, ma tu sarai il ministro. Matteo come premier. Matteo Salvini. Matteo Salvini, proprio. Cerchiamo di essere corretti. Chiari. Quindi, per natura mia, sono un tipo che piace sempre lavorare dietro le quinte, quindi non so se meriterebbe di essere in quel fronte linea con Matteo, perché Matteo ha bisogno veramente della gente in gamba come lui, quindi sceglierà lui i suoi ministri. Ovviamente con una clonazione dopo le elezioni. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Sì, ciao, sei in onda. Ciao Pinti, ciao Tony. Ciao. Padania Libera. Sto guardando un momentino la televisione, ho visto Zingaretti, poi ho sentito Marino. È una cosa vergognosa sulla vergogna, che adesso questi si mettono a controllare i controllori, si mettono a controllare loro quelli che rubano, che sono proprio loro i primi. Ma guarda, è una roba incredibile. Ciao, buona serata. Grazie mille, veramente è un fatto che deve far svegliare un po' le coscienze popolari, perché ormai Matteo ha lavorato duramente in questi anni per far capire un po' quello che sta succedendo. Oggi ormai, grazie a Dio, si sta rivelando proprio a lungo andare quello che stanno facendo. Questi sono veramente dei ladri, chiamiamoli con i loro veri nomi, ladri. Ecco, a proposito di ladri, ci scrive Raimondo da Padova al 346 642 7756, dice: un saluto a Tony, domanda: cosa dobbiamo fare per i costi dei 22.000 detenuti stranieri? Io proporrei di dedurli dagli aiuti alla cooperazione. Questa è la domanda di Raimondo. Anzi, infatti, più che dedurli dei loro aiuti, delle cooperazioni, li fai pagare i loro trasferimenti in loro patrie. Direttamente, almeno così una tantum, pagano una volta e risolve il problema per sempre. Cioè fare degli accordi bilaterali con i paesi e ma è giusto che sia così. Giusto che sia così, perché anche persone in carcere costa allo Stato, costa agli italiani. Quindi che vanno a scontrare un po' la loro pena a casa loro, a questo punto.
Allora, io vi ricordo il numero per intervenire in diretta con Tony Vobi insieme a noi fino intorno alle 5 allo 02 66 20 35 29 senza filtri né censure. Vi risponde solo il regista Giulio Carnelli, che vi passa poi direttamente a noi in diretta, come sta succedendo a questo ascoltatore che è il signor Pronto. Buongiorno, tocca a me? Sì, sei tu, come ti chiami? Sono Lazar da Milano. Ciao. Grazie. Buongiorno a voi due. Prego. Visto che il tema tocca proprio l'immigrazione, ho voluto intervenire. Grazie per anche lo spazio, siete veramente un chapeau per questo spazio che dà Radio Padania. Grazie. Anche se non condivido tutte le cose, però veramente è una radio a livello. Grazie. Allora, il tema dell'immigrazione. Allora, come sono un immigrato, vivo qua quasi da 17 anni. Sono un cittadino italiano che ho la cittadinanza. Sono un contribuente dal primo giorno che ho messo i piedi qua. Sono un donatore di sangue e amo questo paese come il mio paese origine, che io provengo dall'Algeria. Per me l'Algeria e l'Italia sono un paese solo, non c'è la differenza. Però c'è una cosa, un appello a tutti i nostri amici leghisti. Di non prendere tutte le erbe in faccia. No. Ci sono tante gente che io sentivo sempre la radio, ascolto tanta gente, mi fa male veramente. Certo. Ormai comunque noi abbiamo qua le nostre famiglie, abbiamo qua i nostri figli che parlano italiano proprio, io quando sono stato al paese quest'estate, la mia figlia che ce l'ha 4 anni e mezzo parla l'italiano, non parla arabo, non parla niente. Un po' di rispetto verso di noi, soprattutto noi gli immigrati, quelli regolari. Bravo. Così ci andiamo tutti d'accordo. Bravo. Grazie. Vedi, Lazar, io ti dico che il nostro grande segretario federale Matteo Salvini sta lavorando e stiamo lavorando a fianco a lui per cambiare per creare questa linea guida della Lega, che fa parte della DNA della Lega, quelli di separare un po' la questione immigrazione, perché immigrazione abbiamo cercato di dividere in 3 tronconi, in 3 mega aree la questione di immigrazione. Ci sono immigrazioni regolari che possono essere una potenziale ricchezza per questo paese, ma ci sono anche l'altra parte dell'immigrazione, quelli diciamo che soffrono, quelli del paese, i rifugiati, diciamo, parliamo chiaro, che vanno trattati con un altro modo. Poi c'è quella odiosa veramente, che è immigrazione clandestina. Attenzione che immigrazione clandestina, la clandestinità è un pericolo anche per immigrati regolari in paese d'ospitante, veramente. Questo e non ci va bene. È quello che la Lega in questo momento sta cercare di depennare con tutte le sue forze, perché non esiste un paese in questo mondo dove l'immigrazione clandestina diventa legale. È illegale e deve restare tale per sempre. L'immigrazione va regolata anche a discapito, anzi per il bene di coloro che veramente vivono in questo paese in modo regolare, che rispettano le leggi, la cultura, la tradizione, la gente del paese ospitante. Quindi che ben venga, stai tranquillo, stiamo lavorando su questo orizzonte. Ecco, prendiamo ancora un paio di telefonate, vi chiedo di essere molto veloci così riusciamo a dare delle buone risposte. Pronto? Pronto, Gigi da Milano. Ciao, Mi Gigi. fa piacere parlare con voi e due riflessioni veloci. Tutto quello che state facendo va benissimo, mi piacerebbe che il solo fatto che uno sia senza un documento in Italia, perché tutti li buttano via e non si fanno riconoscere, automaticamente venissero considerati clandestini. In altri paesi non è possibile non potersi fare riconoscere, in Italia bisogna andarli a scoprire. Altra cosa, sono vecchio e un tempo, quando gli stranieri venivano ricoverati in ospedali da altre parti, si riconoscevano tutti e si mandavano le fatture di queste persone ai consolati di ogni singolo paese. Giusto. E ogni paese era responsabile del pagamento delle visite.
questo non viene fatto oramai da 30 anni, perché noi paghiamo per tutti sempre. E poi ci sono i turchi che abitano in Germania che vengono a farsi operare in Italia perché sono turchi, ma non pagano, non si fanno operare in Germania perché lì li fanno pagare i ticket. Allora vengono qui e noi li lavoriamo gratis. Scusa, ma grazie Gigi. Ne prendiamo un'altra, Tony, sì, così rispondi a entrambi. Pronto? Pronto? Sì, ciao, sei in onda. Sono Giulio leghisiano, sono leghista. Ciao Giulio. Mi fa piacere anche sentire il nostro amico qua. Io sono d'accordo con lui, perché noi regolari paghiamo per questa gente qua. Di più, voglio dire una cosa, una domanda. L'ambasciata o il consolato di qualsiasi paese, quello immigrato qua, che ruolo fanno? Non puoi fare qualcosa un passo, da dire quella che è dentro il carcere. Grazie Giulio. Il consolato poi è responsabile per loro. Grazie mille Giulio, il ruolo dei consolati. Infatti, vedi, mi hai tolto la parola dalla bocca, Giulio, veramente. Colui che ha chiamato prima di te ha fatto un'affermazione molto importante. Vedi, abbiamo sempre lottato sui fatti, anzi far parte della soluzione di cui stiamo cercando di proporre anche in Parlamento, di aprire uffici visti dei vari consolati e ambasciate italiane all'estero. Perché se uno viene a casa mia attraverso la porta, attraverso l'ambasciata e quanto altro, so chi è, da dove viene, dove va. Quindi un controllo al monte. E so dove va in realtà sul mio territorio. Riesco a controllare, anzi mi costa ancora meno fare tutti questi controlli incrociati. Ed è per questo stiamo cercando di obbligarli a aprire gli uffici visti di varie ambasciate, ovviamente nei paesi dove non ci sono le guerre, e sono pochi al mondo, grazie a Dio. Quindi tutti gli altri paesi dove risiedono, ci sono le ambasciate italiane, aprite l'ambasciata, ufficio visti, dai visti se meritano, concedili visti se meritano, così si riesce attraverso il Ministero dell'Interno controllare a monte. È l'unico modo per contrastare un po' l'immigrazione irregolare, controllandoli a monte. Allora, Tony, ricordiamo che chi vuole venire anche ad ascoltarti fisicamente, c'è sabato 6 dicembre nella rassegna Bergen Meeting, proprio una serata che vogliamo definire anche forse la serata principale per la caratura degli ospiti presenti sull'immigrazione Islam nelle nostre città, opportunità o pericolo. Matteo Salvini, Magdi Allam, Khalid Ciuchi e Mirko Rota. Mirko Rota, segretario regionale della FIOM, gli altri probabilmente sapete già chi sono. Modera Roberto Poletti, giornalista di Mediaset, e introdurrai proprio tutto a Nivobi. Certo. Il 6 dicembre alla Fiera di Bergamo. Io vi invito tutti perché sarà una serata veramente interessante, molto importante, perché il confronto politico è noi auspichiamo questo tipo di confronti perché è l'unico modo, l'unico luogo dove possiamo dialogare in modo concreto, molto rispettoso, senza problemi, e così mandiamo quei messaggi veramente importanti per una pacifica convivenza. Una pacifica convivenza che non vuol dire rinunciare a quello che si è, anche perché la canzone che mi hai chiesto come tua canzone preferita da usare in chiusura di questo blocco è di James Brown, I'm Black and I Am Proud. E tu quindi sei black e sei proud. Sì, sono black e sono proud, sono anche bianco dentro e sono proud. I bianchi io vedo i capelli. Va bene, con James Brown andiamo a sbattere contro il GR o quasi. Tony, io ti ringrazio di questo nostro filo diretto. Io ringrazio tutti coloro che hanno partecipato proprio a questo filo diretto, e quindi ce la sentiamo. Cosa dici? Say it loud, I'm black and proud.